77,7 milioni di euro è quanto un fortunato giocatore ha vinto al Superenalotto con un biglietto da 4,50 euro acquistato in una tabaccheria di Caorle e ora è caccia neomilionario. È già alla Chioggia dove stamane i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un'anziana donna ancora sconosciuta all'identità. Dramma a Malo nel Vicentino, un 19enne in sella alla sua moto è uscito di strada andando a finire contro un albero. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Il brutale omicidio di Nadia Orlando, la 21enne uccisa dal fidanzato a Palmanova. L'assassino ha girato tutta la notte con il corpo della ragazza in auto prima di costituirsi. Duplice omicidio di Chirignago, nuovi agghiaccianti particolari in merito all'assassinio di Anastasia Shakurova che sarebbe stata abusata prima di essere uccisa. Hanno messo a segno una spaccata nel bar del paese pensando di farla franca, ma due quindicenni sono stati individuati poco dopo il colpo dai carabinieri, i minorenni sono stati denunciati. Lo storico caffè Pedrocchi di Padova si rifà il look, stanze restaurate e il progetto di un hotel di lusso al secondo piano. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito da ieri, c'è un neomilionario, un fortunato giocatore che ha vinto 77,7 milioni di euro con un biglietto al Superenalotto. La fortunata giocata in una tabaccheria di Caorle dove si trova per noi Ferdinando Avarino. Buongiorno Ferdinando, qual è il clima che si respira oggi a Caorle? Beh, come puoi immaginare Francesca, qui è di pura euforia, è un continuo via vai da questa mattina, a dire il vero anche da ieri sera, perché pensava la signora Catiuscia Mattiuzzi, che è la figlia del titolare qui della tabaccheria di Viale Santa Margherita 100 a Caorle, che fosse uno scherzo. Poi è arrivata quella telefonata di conferma, 1 8 28 54 82 90, numero Jolly 5, il Superstar 25. Con una schedina di 4,50 euro questo fortunato ne ha vinti 77,7, stiamo parlando di milioni di euro. E da ieri sera, come dicevamo, è un continuo via vai, adesso ci sono tutti giornalisti, network a raccontare quello che è il clima di grande euforia qui a Caorle. Ovviamente dopo lo scherzo hanno realizzato che invece si è trattato di pura verità in soldoni, come è caso di dire in questi episodi, e la signora ci riportava poco fa una sensazione, diciamo, che la speranza è quella che questa persona si faccia sentire. Vi diciamo subito che fino ad ora non è stata individuata, ovviamente né si è fatta sentire. È chiaro che qui a Caorle sperano comunque anche in un piccolo gesto di riconoscenza che trattandosi di 77 milioni di euro potrebbe pesare non poco. Per ora da Caorle è tutto, a te Francesca. Grazie e buon lavoro a Ferdinando Avarino. Adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale. Dopo questa vittoria, questa vincita milionaria, c'è la cronaca con il recupero questa mattina alle 8 a Chioggia del corpo senza vita di un'anziana donna. I vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta dei carabinieri a Canale di Valle nell'incrocio Vicoli dei Fiori per il recupero della salma. I pompieri del locale di staccamento hanno recuperato il corpo della donna dal canale. Il medico del SUEM 118 ne ha constatato la morte. Le generalità al momento non sono ancora state rese note ed è un giallo intorno a questo ritrovamento. Naturalmente maggiori informazioni nel corso di questa edizione e poi nei telegiornali serali di Antenna 3. E adesso ci colleghiamo telefonicamente con Federico Fusetti che ci parla del dramma che si è consumato a Malo con la morte di un giovane centauro, un 19enne uscito di strada con la sua moto. Buongiorno Federico. Buongiorno da Malo, è arrivato in ospedale in condizioni disperate, non ce l'ha fatta, tragedia nella notte nell'Alto Vicentino, vittima un ragazzo di 19 anni che è spirato poi all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il giovane stava percorrendo strada Proa a bordo della sua moto da cross in direzione di Malo quando per causa in corso di accertamento il mezzo è sbandato, è uscito fuori strada sull'erba e poi si è schiantato prima contro una pianta e poi ha finito la sua corsa contro il palo di ferro che sostiene un cartello della segnaletica con il nome della via. Ai soccorritori del 118, allertati da un residente che ha sentito il tremendo botto, le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. Nell'impatto della sua moto da cross con gli ostacoli, il 19enne ha riportato numerosi traumi. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per quasi mezz'ora, poi l'hanno trasportato in ospedale dove dopo circa 2 ore il suo cuore si è fermato. I rilievi
dell'incidente sono affidati ai carabinieri del nucleo radiomobile di Schio, che stanno valutando le possibili cause dello schianto. Per il momento è tutto nello studio. Grazie anche a Federico Fusetti. Ed ora il brutale omicidio di Nadia Orlando, la 21enne di Dignano in Friuli, uccisa dal fidanzato Francesco Mazzega, che ha girato tutta la notte con il corpo della ragazza in auto, spingendosi anche oltre confine, fino in Slovenia, prima di decidersi a costituirsi. Mi vergogno, la mia vita è finita. Le parole sono quelle di Francesco Mazzega, il 36enne di Spilimbergo, che ha ucciso la fidanzata e collega di lavoro Nadia Orlando, 21 anni appena, di Dignano, perché lei voleva lasciarlo. Ha vagato tutta la notte con il corpo della ragazza in macchina, Francesco, finché alle 9 del mattino, ieri, non si è presentato alla polizia stradale di Palmanova. Temo di aver commesso un omicidio, ha detto. In macchina Nadia, morta da ore, strangolata al culmine di una violenta lite. Un raptus per la polizia, che ha arrestato il 36enne con l'accusa di omicidio volontario. Stavano insieme da un anno, entrambi dipendenti della Lima di San Daniele del Friuli. Lui l'aveva presentata alla famiglia. Una zia parla di una coppia felice. Francesco, dice, non aveva mai dato segni di disagio. Ma Nadia, quel fidanzato di 15 anni più grande, voleva lasciarlo. Lo aveva detto anche alla mamma. Lui voleva cercare casa, andare a vivere insieme a lei, giovanissima e piena di interessi. E la ragazza non se la sentiva, voleva troncare. Il resto è l'orrore che ha scosso nuovamente il nord-est. Musile di Piave, Trento, Udine. Quello di Nadia è il terzo femminicidio in poco più di una settimana. Il sindaco di Dignano, Riccardo Zuccolo, ha indetto per il giorno dei funerali il lutto cittadino. E adesso torniamo ad occuparci del duplice omicidio di Chirignago, con nuovi agghiaccianti particolari che emergono sull'assassinio di Anastasia Shakurova. Sono particolari raccapriccianti quelli che emergono dall'indagine del duplice omicidio di Chirignago del 17 giugno scorso. L'assassino, Stefano Perale, non ha ucciso subito Anastasia Shakurova, incinta al 5° mese di gravidanza, la giovane donna di cui si era perdutamente invaghito. Dopo averla narcotizzata con un potente sonnifero, l'ha sottoposta ad attenzioni sessuali, registrando numerose video con il proprio cellulare. Dalle indagini emerge come l'inquietante fatto sia proseguito per ore, prima che l'insegnante di inglese di Mestre decidesse di portare a compimento il suo progetto criminale, soffocando Anastasia per poi uccidere a sprangate il suo compagno, Stefano Buonuomo, e quindi chiamare le forze dell'ordine. Particolari agghiaccianti e sconvolgenti che emergono dalle indagini, con l'assassino Perale accusato anche di violenza sessuale aggravata, oltre che del reato di omicidio volontario premeditato. Attualmente l'insegnante di 50 anni di inglese si trova in carcere a Venezia, a Santa Maria Maggiore. Nuova violenta rissa immortalata in un video tra venditori abusivi, ancora una volta in piazza San Marco a Venezia. Venezia ancora violata nel degrado, con piazza San Marco nuovamente teatro di violenza e risse. In queste immagini girate in pieno giorno, botte, spinte e schiaffi, e non soltanto in mezzo a bambini, turisti, curiosi e residenti, più che basiti e inermi. Protagonisti venditori abusivi indiani, pakistani e dello Sri Lanka, che litigano per chi deve spartirsi il territorio per vendere le solite chincaglierie ai passanti. La violenta rissa proprio davanti alla Basilica di San Marco, l'ennesima con oramai una cadenza quasi quotidiana. I venditori ambulanti, quasi tutti irregolari, litigano per i soliti motivi: uno sgarro, un dispetto, qualcuno che, come già detto, infrange le zone in cui è stata spartita la piazza. La Curia, attraverso il vicario generale del Patriarcato, Monsignor Dino Pistolato, manifesta un certo fastidio per questi episodi che accadono sotto le finestre del Palazzo Patriarcale. Le risse evidentemente sono soltanto la punta di un iceberg, spiega il Monsignore, dietro il quale si nascondono altri interessi legati ad affari poco trasparenti. È un problema serio di ordine pubblico rispetto al quale serve una risposta corale, conclude. Con la cronaca ci spostiamo nel Bellunese, dove 2 quindicenni sono stati denunciati dopo aver compiuto una spaccata nel bar del paese.
Il brivido del proibito, l'ebbrezza di fare qualcosa di vietato, questo probabilmente ha spinto due quindicenni, un bellunese e un turista lombardo, a portare a segno una spaccata nel bar di Dosoledo, frazione di Comelico Superiore, dove nella notte tra sabato e domenica era in corso una festa di chiusura della maratona ciclistica della Pedalonga. I giovanissimi probabilmente avevano già pianificato il piano, visto che si erano muniti di 2 piedi di porco, un cacciavite e un martello. Prima hanno cercato invano di forzare la porta blindata del locale, poi hanno preferito spaccare il vetro di una finestra. All'interno hanno arraffato quanto più possibile contanti, superalcolici, tabacco, gomme da masticare e una quindicina di accendini per un valore complessivo di circa 300 euro. Il rumore però provocato dalla spaccata non è passato inosservato e ha attirato l'attenzione di un residente che ha chiamato i carabinieri. Una pattuglia di Santo Stefano di Cadore era infatti già nelle vicinanze per uno dei consueti servizi di controllo e si è subito messa sulle tracce dei responsabili. All'altezza del cimitero i militari hanno visto dei movimenti sospetti. Si trattava proprio dei 2 minorenni che, portati in stazione, hanno consegnato la refurtiva. Nel frattempo sono arrivati anche i genitori, che hanno assicurato al titolare del bar, al quale è stata consegnata tutta la merce, che provvederanno al pagamento dei danni, che ammontano a circa 2.000 euro. Per i ragazzini è scattata una denuncia in stato di libertà per furto aggravato. È già libero in una località nota solo alle forze dell'ordine Mario Molon, l'uomo condannato per omicidio e tanto triplice omicidio all'Università di Padova qualche anno fa. Doveva uscire dal carcere il 5 agosto, sabato prossimo, invece Mario Molon, condannato a 26 anni di reclusione dopo che il 5 marzo del 1999 compì una strage nel Dipartimento di Fisica dell'Università di Padova in via Bassi, è già libero dallo scorso 21 giugno. Attualmente si trova in una località del Veneto conosciuta solo dalla polizia e dai carabinieri, comunque pare fuori dalla provincia di Padova. La sua villa di Conselve era andata all'asta per risarcire le vittime. Molon, che gode anche di una pensione di invalidità dopo che la Commissione Medica Provinciale di Milano lo ha riconosciuto infermo civile, era stato condannato a 26 anni per omicidio e tentato triplice omicidio e libero dopo 18 anni di carcere con 8 anni di anticipo sul termine della pena. Nel Trevigiano, in azione ieri per ben 2 volte ladri di borsette custodite in auto, non banali furti ma veri e propri assalti alle vetture ferme ad incroci e semafori. Ladri seriali con un preciso modus operandi a bordo di uno scooter nero si affiancano le auto in sosta allo stop o al semaforo e con un gesto repentino spaccano il vetro del finestrino e rubano la borsetta posata sul sedile del passeggero. Ben 2 episodi ieri nell'arco di appena un'ora tra la Castellana e l'Interland di Treviso. Un primo colpo tentato a Castelminio di Resana intorno alle 2 del pomeriggio, uno stavolta riuscito un'ora più tardi a Santa Cristina di Quinto. In azione i 2 soggetti in sella allo scooter con la targa coperta, i volti nascosti dai caschi integrali armati di un martelletto. Nel primo caso la prontezza dei riflessi della vittima, che ha sentito il colpo al finestrino e ha subito accelerato impedendo di fatto il furto della borsa, ha mandato in fumo il piano dei 2 malviventi. A Santa Cristina il furto a un semaforo invece, poi la fuga verso Istrana. Senza risultati al momento le ricerche approntate dai carabinieri. Nessuna vittima ma tanta paura e gravi danni economici ad una famiglia nell'incendio scoppiato questa notte nel veneziano a Salzano. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo l'1 di notte per un violento incendio in un garage di via Marconi a Salzano. All'arrivo delle squadre tutti i condomini della palazzina di 3 piani erano usciti dagli appartamenti, nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri di Mestre, accorsi con 2 automezzi antincendio, un'autovettura e 9 operatori, hanno spento il rogo, evitando l'estensione delle fiamme all'intera struttura. L'incendio ha completamente distrutto tutto il contenuto del garage, compromettendo l'impianto elettrico e la cucina dell'appartamento che si trovava subito sopra. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Martellago. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 4:30. Tanta paura ieri intorno alle 17 per un incidente in montagna che ha coinvolto un 14enne di Sovizzo nel Vicentino che stava partecipando al campo scout. Durante l'attività il ragazzino si è allontanato dal percorso segnalato ed è ruzzolato per una 50 di metri in una scarpata finendo sul greto di un torrente. L'incidente è accaduto a Malgarova. I suoi capi hanno dato l'allarme e allestita una corda fissa lo hanno raggiunto. L'ambulanza di Verona è subito intervenuta
intervenuta per soccorrere il giovane che aveva riportato contusioni e la possibile frattura di una caviglia. Con l'aiuto dei soccorritori è stato quindi imbarellato, sollevato e poi accompagnato all'ospedale di Vicenza. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Siamo tornati in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, gestire in autonomia la zona franca del porto di Venezia, come già accade a Trieste. È l'obiettivo dell'autorità portuale, come ha spiegato ieri sera nel corso di 20:10 il presidente Pino Musolino. Venezia, forse molti non sanno, ma ha una zona franca. Assolutamente. Ecco. E ho visto subito anche da parte vostra la speranza che un intervento simile possa esserci, o un allargamento. Che cosa significa? Che cosa vorreste? Beh, noi non abbiamo la necessità di avere la stessa maglietta con la stessa taglia di altri porti, vogliamo avere la possibilità, la flessibilità e la capacità di decidere secondo le esigenze del nostro porto e delle nostre attività economiche, tanto quanto è stato consentito a Trieste, perché attraverso quei decreti attuativi la possibilità per Trieste di decidere, no? È il porto che deciderà la dimensione, la geometria, insomma, variabile delle aree, delle zone franche, come e dove gestirsele, mentre adesso noi in qualche modo abbiamo 8.000 metri quadri che sono vincolati, ci deve essere un'azione, un decreto del MEF per darci autorizzazione a spostarla a Moro. Noi chiediamo lo stesso tipo di flessibilità. Che decidiamo noi. E dopodiché, a seconda delle effettive esigenze del nostro porto, della nostra comunità economica e della nostra struttura e infrastruttura, andremo ad agire e ad azionare, quindi se vuole applicando un principio di sussidiarietà portuale, il livello di governo dell'area franca più vicino al territorio. Che vantaggio porta? Ma può portare dei vantaggi importanti e significativi, però come tutti gli strumenti non è che porta vantaggio tout court. Lo porta se lo usiamo in maniera intelligente, cioè se usiamo la parte di zona franca, quindi la parte di zona agevolata, doganale, in regime particolare, assieme a appunto zone di semilavorazione, impacchettamento, spacchettamento di materiale che possono essere fatte in porto, e quindi accorciando appunto la catena logistica, creando efficienza e garantendo a importatori o semilavoratori all'interno delle aree portuali alcune agevolazioni che sono appunto legate anche alle congiunture del mercato del momento, quindi uno può per esempio importare del materiale, non dover pagare i dazi doganali finché non lo esporta effettivamente all'interno del mercato, quindi magari agendo sulle politiche dei prezzi piuttosto che sulle politiche di approvvigionamenti. Shock in ospedale a Padova per la comparsa nel reparto di pediatria di un topo. Dovrebbe essere il posto più sicuro dal punto di vista igienico e invece lunedì mattina in una stanza della palazzina di pediatria ha fatto la sua comparsa un topo. Il roditore è caduto dal soffitto della terapia intensiva pediatrica padovana ed è finito tra le strumentazioni e i macchinari che tengono in vita i bambini ricoverati. Poi è corso via fuggendo tra i letti al secondo piano della palazzina. Solo nel tardo pomeriggio il personale è riuscito finalmente a catturare l'animale. La direzione dell'azienda ospedaliera ora chiuderà l'intero reparto per risanare gli ambienti e garantire la sicurezza dei piccoli pazienti. I 10 letti di terapia intensiva pediatrica verranno temporaneamente spostati al secondo piano della clinica ginecologica e ostetrica in una sala operatoria già pronta ad accoglierli. Si teme che il topo non sia l'unico esemplare presente nella palazzina, l'area deve essere bonificata al più presto. Intanto a farne le spese sono ancora una volta i piccoli pazienti che sono in attesa da troppo tempo di un edificio adeguato. Per la nuova pediatria nello stabile di pneumologia sono già stati stanziati 54 milioni di euro, la realizzazione è prevista entro la fine del 2020. Restiamo a Padova con una notizia però di tutt'altro tenore, perché lo storico caffè Pedrocchi si rifà il look, stanze che saranno restaurate e poi il progetto di realizzare un hotel di lusso al secondo piano. Il caffè Pedrocchi, edificio simbolo della Padova risorgimentale, ha bisogno di interventi di restauro. Ad annunciarli è l'assessore alla cultura Andrea Colasio. Il volume d'affari generato dal Pedrocchi ha raggiunto quota 2.600.000 euro e contribuirà ad un piano di restauro da 300.000 euro all'anno. Come amministrazione abbiamo un progetto molto chiaro, cominceremo a restaurare tutte le facciate esterne, le logge, i materiali lapidei, gli infissi, primo step. Secondo step prevede un intervento fondamentale
fondamentale nelle aree che hanno conosciuto il maggior degrado, quindi il primo e il secondo piano, con interventi forti e significativi in tutto l'aspetto relativo al colore. Andremo per esempio a rivisitare il colore dello scalone, che non è quello orribile verde, ma è un celestino che i tecnici hanno fatto riemergere, e poi andremo a rimettere mano ad alcune sale dove l'utilizzo dei materiali funzionali hanno rovinato i pavimenti, gli stucchi sono da rifare. Se da un lato si penserà alle facciate esterne, quindi a pavimentazioni, affreschi e decorazioni, dall'altro i piani del Comune riguardano anche e soprattutto una trasformazione del secondo piano entro la fine della legislatura. È inimmaginabile, lo sottolineo con forza, che il secondo piano resti in quello stato di degrado. Obiettivo di questa amministrazione, d'intesa con il sindaco, è quello di creare entro la fine della legislatura le condizioni per cui l'intero piano venga rifunzionalizzato, naturalmente con il consenso della sovrintendenza e degli organismi preposti alla sicurezza, a far sì che finalmente torni non solo quel tempio dedicato al caffè, ma anche quel tempio dedicato all'albergo e alla comodità, come dicevano le cronache dell'Ottocento. Vi ricordo l'appuntamento con il nostro approfondimenti dei nostri telegiornali, 20:10, torna puntuale questa sera, in primo piano la politica, ospiti il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto e il consigliere regionale della Lega Nord Riccardo Barbisan. Quella di oggi è una giornata caldissima, annunciati oltre 40 gradi, e allora diamo la linea al meteo per vedere se sarà proprio così nelle prossime ore nelle nostre regioni. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Italia nell'infernale morsa dell'anticiclone Lucifero, bellissima giornata caratterizzata dal sole ma anche molto calda. Nel dettaglio, sul Veneto bel tempo soleggiato e stabile ovunque, salvo qualche velatura innocua sui rilievi del Veronese. Farà un caldo, come detto, davvero eccezionale, con temperature massime tra i 34 e i 40 gradi, ma punte frequenti anche di 41-42 gradi, minime sui 21-24 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia, tanto sole e gran caldo su tutti i settori, anche sulla nostra regione. Temperature massime previste tra i 33 e i 38 gradi, minime sui 23-24 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui persiste il tempo soleggiato e stabile su tutta la regione, possibile soltanto qualche raro temporale sui settori alpini più orientali. Molto caldo, con temperature massime sui 37-40 gradi, minime intorno ai 21 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli dal nord-est. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. È davvero tutto per questa edizione, vi ricordo gli appuntamenti con i telegiornali questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione del Veneto. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.